Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un imprenditore è stato denunciato per malversazione ai danni dello Stato per aver ottenuto circa 25.000 euro ricorrendo al decreto liquidità per il sostegno della propria società, spendendo invece quasi l'intera cifra in gioco d'azzardo. L'indagine è della Guardia di Finanza di Pordenone. Il decreto liquidità, emanato dal governo per permettere ai piccoli e medi imprenditori di disporre di risorse immediate tali da poter fronteggiare la crisi economico-finanziaria conseguente al Covid-19, prevede la concessione a favore di piccoli e medi imprenditori di un finanziamento fino ad un massimale di 25.000 euro totalmente garantito dallo Stato, la cui erogazione viene effettuata direttamente da parte degli istituti di credito. L'utilizzo di tale finanziamento però è vincolato al sostenimento di determinate tipologie di costi. Le indagini delegate dalla Procura di Pordenone alle Fiamme Gialle hanno permesso di riscontrare che l'uomo ne abbia utilizzata solo una piccola parte, pari poco più di 4.000 euro, per le finalità consentite. La restante parte invece è risultata distratta in siti di gioco e scommesse online. Il GIP, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto sequestro preventivo per equivalente 20.000 euro nei confronti dell'indagato, eseguito dalla Guardia di Finanza di Pordenone su beni e disponibilità finanziarie dello stesso. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.